Sindaco, ha sentito il vescovo? No, in questi giorni non l'ho sentito, mi sono sentito con il vicario, però insomma adesso attendiamo nei prossimi giorni per capire un po' come si sviluppa la situazione, consapevoli che stiamo facendo un lavoro importante, coordinato con la prefettura, insieme a Caritas, quindi con la diocesi e con Sant'Egidio. Dobbiamo essere anche consapevoli che questo fenomeno è un fenomeno che rischia di avere dimensioni insostenibili, come alcune realtà hanno già provato sulla loro pelle, e quindi dobbiamo essere attenti, accorti e ovviamente coordinati. Non dobbiamo farci prendere da iniziative estemporanee dettate soltanto da un aspetto emotivo, ma dobbiamo lavorare in squadra, soprattutto seguendo quelle che sono le indicazioni istituzionali, perché il fenomeno è molto più grande di noi e va gestito nel migliore dei modi. I sacerdoti hanno detto che loro applicano il Vangelo, che non fanno politica. Bene, dai, questa è una bella notizia. Faccio francamente fatica a capire il perché abbiano deciso di portare queste persone sotto il municipio invece di riconoscere gli sforzi che il municipio sta facendo, e lo sta facendo insieme alla diocesi. Quindi in realtà stanno pestando un po' i piedi anche a quei loro colleghi che stanno facendo un lavoro importante con le istituzioni. Però insomma, conoscendo anche i due parroci, non sono nuovi a questo tipo di provocazione, però bene se seguono il Vangelo, lo stesso Vangelo che seguo anch'io. E sempre i sacerdoti dicono che è necessario fare rete per cercare di risolvere questa situazione, per aiutare questi migranti. Sì, anche su questo sono assolutamente d'accordo, e per questo che l'invito ad entrare nello schema che ha funzionato, che sta portando dei risultati importanti, che è coordinato dalla prefettura e che vede coinvolti anche il comune di Treviso, Caritas e Sant'Egidio. Lavorare fuori da questo schema significa mettere in difficoltà tutto il sistema, e credo che francamente non abbia molto senso. La mobilitazione continuerà anche nei prossimi giorni. Lei ha intenzione di risolvere in qualche modo questo divenire? No, noi continuiamo a lavorare per far fronte a questa che non è più un'emergenza, ormai è diventata quasi una sorta di nuova normalità, quindi lavoreremo coordinati con Don Bruno Baratto, lavoreremo in sinergia con la prefettura, ovviamente serve il supporto della polizia locale per l'identificazione di queste persone e capire che requisiti hanno. Ricordo che quando siamo intervenuti al Park dal Negro, molti di questi hanno poi trovato ospitalità all'interno di strutture predisposte dalla prefettura, e su questa via continueremo a lavorare, consapevoli però che l'emergenza che ci aspetta è molto grande, è molto importante, servono spazi, servono risorse, spazi e risorse che in questo momento il comune, dopo i grandi sforzi che ha messo in campo per far fronte non soltanto all'emergenza migratoria, ma anche all'emergenza sociale del comune di Treviso. Ricordo che noi siamo chiamati anche a rispondere soprattutto alle esigenze della nostra comunità. I senza fissa dimora vengono accolti di fianco al comando della polizia locale, all'ex macello, ed è un investimento importante che come amministrazione abbiamo fatto. Quindi noi continuiamo a lavorare con grande impegno, rispettando i protocolli, rispettando le regole che ci siamo dati e soprattutto coordinati. Se ci saranno altre manifestazioni, se dormiranno ancora sotto i portici, saranno possibili degli sgomberi? Ma io credo che oggi siamo chiamati tutti alla responsabilità. Quindi chi ha deciso di provocare portando questi migranti sotto il municipio si assumerà le responsabilità anche del fatto che continueranno a portarli sotto il municipio. Cioè io c'è libertà di manifestazione, ci mancherebbe, e ho a cuore tanto quanto loro l'accoglienza di queste persone. È altrettanto vero che io sono un amministratore pubblico e devo rispettare le regole e i protocolli. Poi se loro decideranno di continuare la provocazione, me ne farò una ragione. Io continuo a lavorare sulla base degli accordi e sulla base di un sistema rodato che è già stato messo in piedi in questo periodo e che ha visto portare anche dei risultati importanti. Chi ha agito fuori da questo schema non ha ottenuto grandi risultati, e anche in questo caso siamo pronti a dimostrarlo, perché più volte siamo dovuti intervenire, per esempio, per risolvere il problema della parrocchia di Don Giovanni, e lo abbiamo fatto volentieri, però quel sistema che lui ha messo in piedi certamente non può reggere.
Ha intenzione di parlare al vescovo, di incontrarlo, di scrivergli una lettera? Cioè, io sono sempre aperto al dialogo, al confronto, ci mancherebbe, soprattutto di fronte alle difficoltà e di fronte a delle emergenze umanitarie come quelle che stiamo vivendo. Il dialogo deve essere sempre alla base. Sono francamente dispiaciuto che questi due parroci abbiano scelto la via della provocazione e non la via del dialogo. Io sono sempre stato aperto al dialogo anche con loro due, evidentemente spinti da qualche altro sentimento, questa volta hanno deciso di provocare. Alle provocazioni io non ho più intenzione di rispondere, continuerò a lavorare e sono ovviamente aperto al dialogo e al confronto. Per queste persone che ad oggi vivono, che non hanno casa, è prevista una loro sistemazione nei prossimi giorni. E per quelle che arriveranno domani e per quelle che arriveranno dopodomani, se fosse per me, se avessi le risorse, gli spazi, darei ospitalità a tutto il mondo. Ho spazi limitati e risorse praticamente esaurite. Abbiamo investito tantissimo, nessun comune e nessuna amministrazione ha investito tanto quanto la nostra. Abbiamo raddoppiato gli spazi a disposizione, però credo che a un certo punto bisogna anche essere responsabili e capire quando bisogna mettere un freno a certi fenomeni. Quindi se noi oggi diamo ospitalità a questi 10, sappiamo che domani ne arriveranno altri 10, dopodomani ne arriveranno altri 10 ancora e quelli hanno meno diritti di quelli di oggi. Quindi è una situazione complicata, serve l'aiuto di tutti, non servono le provocazioni, serve il dialogo. Grazie.